Nel nostro museo non ci sono solo i mamutones e gli odores, ma ci sono altre maschere della Sardegna. Qua per esempio parliamo di Ottana, dove abbiamo i boes e i merdules, queste maschere che rappresentano la relazione tra l'uomo, il pastore, il merdule, meredeule, e l'animale, il boe, il bue. Chiaramente nel carnevale di Ottana ci sono anche altri tipi di maschere, oltre al boe, c'è l'asino, c'è il cervo, ma c'è una figura molto particolare, diversa da tutte le altre, che è la filonzana. La filonzana è praticamente un uomo vestito come una vecchia, tutta vestita di nero, con una maschera completamente diversa rispetto alle altre, con questo sorriso, che più che un sorriso è un ghigno beffardo. Lei ha questo ghigno beffardo perché lei è la filatrice, tiene in mano un fuso e una conocchia con i quali fila la lana, e il filo di lana rappresenta il filo della vita, il destino degli uomini, che lei ogni tanto minaccia di tagliare con delle grandi forbici che porta appese al collo, e quindi minaccia di tagliare il filo della vita. Ci spostiamo poi a Orotelli, dove abbiamo altre maschere, i turpos, maschere che vedete non hanno le pelli, ma hanno questi capotti neri in orbace, non hanno la maschera, ma hanno il viso annerito con del sughero bruciato, su zizziveddu, e loro praticamente sfilano sempre in gruppi di 3. Abbiamo 2 surpos che sono legati, sono curvi perché portano un giogo in legno e trainano un aratro, e quindi loro rappresentano i buoi, gli animali, e l'altro che invece rappresenta il contadino, che li tiene con questa corda e li comanda. Quindi in questo carnevale si vuole rappresentare il lavoro della terra, il lavoro del contadino, che per noi sardi era molto importante.